ultimo appuntamento qui nella chiesa di San Francesco dell'edizione 2023 di Vicino Lontano. La seduzione del linguaggio, dall'arte oratoria ai meme, ha molto a che fare col potere, come vedremo, questo discorso. E chi abbiamo qui sul palco? Un linguista, una semiologa e un giornalista. Raffaele Simone, emerito di linguistica all'Università di Roma III, accademico della Crusca. Io credo che tutti lo conoscono per essere stato il progettatore e il direttore di un'infinità di volumi e di opere lessicografiche per la Treccani. Ha scritto una valanga di saggi, anche di argomenti di attualità non strettamente linguistici. Ne cito soltanto qualcuno: il software del linguaggio, la grammatica presa sul serio, e l'ultimo, pubblicato l'anno scorso, nel 22, Divertimento con rovine, la nostra vita tra guerra e pandemia. La semiologa Anna Maria Lorusso insegna semiotica all'Università di Bologna, si occupa di retoriche sociali, memorie collettive e regimi informativi. Poi ci racconterà cosa vuol dire. E tra i suoi volumi, Post verità, la filosofia di Umberto Eco, l'utilità del senso comune. È consulente editoriale della Nave di Teseo, la casa editrice che ha visto Umberto Eco tra i suoi sostenitori. Marco Pacini è un giornalista, scrittore, penso che non abbia molto bisogno di presentazioni, è membro della redazione di Out e della giuria del Premio Terzani, tra i fondatori di questo festival e del suo format. Grazie e buon ascolto. Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui così numerosi, grazie ad Anna Maria Lorusso e Raffaele Simone che sono arrivati a Udine con Raffaele con qualche difficoltà perché ieri i treni erano in tilt. Ringrazio anche la professoressa Lorusso che domani mattina ha un impegno molto presto ma ha voluto essere presente, quindi sono molto felice di avere due ospiti così importanti per questo dibattito, per questo incontro, che ha un titolo, vabbè, insomma, la prima parte del titolo è una specie di tautologia, cioè il potere e il linguaggio è potere evidentemente, lo è da sempre, il problema è che noi credo che oggi vorremmo affrontare e cercare di portare alla luce in alcuni nodi significativi e come si sia evoluto questo esercizio del potere attraverso il linguaggio, soprattutto alla luce dei mutamenti tecnologici degli ultimi decenni, che hanno cambiato completamente. Ormai ognuno di noi parla abitualmente di infosfera, di mediasfera e di tanti. Abbiamo tutta una serie, abbiamo un lessico nuovo per definire le interazioni linguistiche e comunicative tra le persone. Quindi io partirei proprio da qui, no? Non per essere troppo didascalico, ma partirei proprio dal titolo, no? Cioè il potere del linguaggio, ma soprattutto dalla seconda parte del titolo. Cioè la seconda parte del titolo è quella che tenta di descrivere un'evoluzione quasi bimillenaria, no? Dall'ars retorica, dall'ars oratoria alla retorica, che è stata inventata, sappiamo quando e da chi, in Occidente, al linguaggio odierno che passa attraverso una rivoluzione. E noi abbiamo usato la parola meme perché proprio il meme che si diffonde viralmente, come si dice, attraverso la rete, rappresenta una forma di linguaggio misto, parole, immagini, eccetera, che stravolge un po' anche il dibattito pubblico, ma questo cercheremo di capirlo nei nostri ospiti, ed esercita il potere di linguaggio in forme nuove, inedite, pervasive sicuramente, perché la caratteristica della rete è una delle caratteristiche, principalmente la sua pervasività.
E quindi cercheremo di capire questo. Io partirei proprio da qui, non so in quale ordine, magari partiamo da Anna Maria, partirei proprio da qui, cioè cerchiamo di analizzare un po' questo cambiamento, cioè dando una connotazione anche abbastanza politica alla parola linguaggio, cioè in cosa consiste questo cambiamento, in cosa consiste l'esercizio del potere attraverso il linguaggio nella politica, per esempio, o soprattutto tradizionale, cioè quello argomentativo, quello rispetto a un esercizio del potere che chiamerei più di infostimolazione più che di argomentazione, no? Oppure potremmo usare parole di questo genere, ma forse... Ecco, cosa è accaduto e soprattutto siamo in presenza di un punto di rottura, vero o è apparente? E la seconda parte, e cosa comporta questo? Inizio io. Buonasera a tutti. Dunque, hai già messo sul tavolo tantissime cose, quindi provo solo a dirne qualcuna e penso che continueremo a parlare di tutto questo per tutto l'incontro, nel senso che mi sembra già tutto sollecitato. Allora, vorrei dire subito una cosa sul nesso linguaggio-potere. Ecco, secondo me una cosa fondamentale che dobbiamo abituarci a pensare tanto più oggi è che il linguaggio non è solo uno strumento funzionale del potere, ma il potere è linguaggio tout court, voglio dire, non è solo qualcosa a cui si ricorre per comunicare delle idee, costruire delle relazioni, eccetera, ma non c'è un'organizzazione del potere, un esercizio del potere che non avvenga attraverso dei modelli, delle categorie, una percezione del mondo che è formata dal linguaggio. Quindi il problema del linguaggio è un problema molto più radicale che sta, vorrei dire, a monte e che non è solo uno strumento funzionale, che è un po' un'idea, sarebbe semplificatoria pensare il linguaggio così. Quindi, fatta un po' questa premessa, che è in fondo come dire, la premessa del mio modo di vedere e di studiare le cose, la svolta, il cambiamento, ma non avrei dubbi nel dire che certamente oggi c'è un modo diverso di esercitare il potere, che è un modo diverso appunto anche nei linguaggi, e possiamo certamente anche individuare, come dire, delle figure cardine che hanno segnato questa svolta. Ad esempio oggi siamo abituati alla parola post-verità, che è stata un po' introdotta dopo l'irruzione, diciamo così, ma in realtà sappiamo che è stata un'elezione di Trump nel 2016, ma Poi ci torniamo. prima avevamo avuto Berlusconi che ha completamente ridefinito proprio la grammatica della politica. Quindi le svolte sono state tante, i punti di rottura, e sicuramente appunto vale la pena naturalmente rifletterci. Se devo sintetizzare alcune dimensioni su cui mi sembra che si giochi una grossa differenza, è la totale permeabilità e continuità che oggi c'è fra, ad esempio, la sfera del privato e la sfera del politico. Le sedi del discorso politico sono le sedi e i mezzi del discorso privato molto spesso, e questo cambia moltissimo, è uno dei nuclei anche che caratterizza le forme del populismo, in cui si cerca un rapporto diretto che passa anche per appunto un abbattimento dei filtri e delle separazioni fra gli spazi. I nostri politici, e non penso solo ai nostri italiani, è un discorso molto più generale, ci parlano, fanno politica sui loro canali social, che sono
dei canali personali. Cosa c'è di personale e cosa c'è di politico? Sono intrecciati, non ha senso separarli. Ecco, questo per la politica di un tempo era impensabile, perché viceversa era organizzata in sfere, così come tanti altri ambiti della nostra vita. Quindi credo che questo sia veramente un cambiamento che ne ha generati tanti altri a catena. E poi certamente potremmo parlare, ma voglio lasciare la parola a Raffaele, potremmo e dovremmo parlare della crisi dell'argomentazione a favore di altre dinamiche che sono tutte emotive, ma magari ci torniamo e passo la parola a Raffaele. Beh, io insisterei su questa perché è importante, è un punto chiave secondo me capire la discontinuità. Io ricordo un libro che cito sempre, scusa Raffaele, è appena stato detto che ne hai scritti tanti, bisognerebbe citare i più recenti, ma io mi riferisco sempre al tuo libro del 2000, La terza fase, perché è stato un libro, perché lo faccio sempre, tu lo sai, perché è stato un libro che certe dinamiche rispetto alla rete, rispetto alle cose le ha viste con almeno una decina d'anni d'anticipo rispetto a testi poi molto noti nel mondo, tipo quello di Nicola Scar, eccetera. Quindi ecco la terza fase, 1, 2, 3, che poi quindi tu hai, come dire, scolpito la discontinuità già da quel lavoro lì di 23 anni fa. Tornando alla domanda iniziale, vorrei che tu oggi spiegassi meglio, ecco, in che tipo di discontinuità siamo dentro e che cosa comporta poi praticamente, quali sono gli effetti concreti nell'esercizio del potere politico, nella comunicazione politica, ma anche in quella, come dire, personale. Intanto mi dispiace presentarmi come al tempo stesso Matusalemme e profeta. La prima dote ce l'ho indiscutibilmente, della seconda non sono sicuro, anche se qualche previsione mi è capitato di azzeccarla. Io soglio distinguere nel discutere di questi temi, sin dall'epoca del libro che menzionava Marco Pacini, La terza fase, due prospettive diverse che aiutano molto a classificare i fenomeni. Ciò che è cambiato nella comunicazione, tanto pubblica quanto privata, è da un lato l'ecologia, dall'altro lato l'etologia, che sono due dimensioni differenti. Per esempio, per quanto riguarda l'ecologia della comunicazione pubblica, una volta la comunicazione pubblica aveva luogo in 2 o 3 sedi standardizzate e quasi istituzionali, che erano i comizi, le aule parlamentari o consiliari di varia natura e la stampa. Il primo di questi luoghi istituzionali non c'è più, il comizio praticamente è una formula superata e tutti i professionisti della politica se ne accorgono, tanto vero che cominciano a ricorrere già da un pezzo a formule in cui il privato si mescola col pubblico. Le aule istituzionali sono state profondamente deistituzionalizzate, non soltanto perché nel nostro Parlamento ha fatto la sua apparizione un cappio, una mortadella e altre cose impensabili nella tradizione parlamentare, ma anche perché il linguaggio che si usa lì dentro è completamente diverso ed è intriso intanto di privato, in secondo luogo di popolare, in quarto luogo di metafore e racconti che ci portano molto vicino alla post-verità e ai fatti inventati. Per quanto riguarda l'etologia, invece, è il comportamento dei comunicanti e dei riceventi che è cambiato. Qui non soltanto l'esempio di Trump e quello ben precedente di Berlusconi sono illuminanti, ma in Italia abbiamo un rappresentante importantissimo di questo cambiamento totale di etologia della comunicazione ed è Mussolini. Mussolini fu il primo a presentare la privatezza sulla arena pubblica, non soltanto facendosi vedere a torso nudo che tagliava, che falciava il grano o che cavalcava o che nuotava, modello che poi fu ripreso da Mao, che creò una scuola praticamente di comportamento politico, ma ebbe una straordinaria intuizione
che poi fu ripresa dal nazismo subito dopo, che fu la scoperta della radio come mezzo di comunicazione. Vi ricordo che per i primi discorsi di Hitler, Goebbels in persona stimolò la produzione in milioni di apparecchi radio, in modo che tutti i tedeschi potessero sentire. Quello che allora era la radio, che fu una rivoluzione, adesso sono i media, è la mediasfera. Praticamente noi possiamo ricevere informazioni, enunciazioni, discorsi da questi signori e da queste signore attraverso qualunque canale e tutti questi canali si fondono e convergono nel telefonino e in altri gadget che noi consideravamo una volta al nostro servizio e che invece si rivelano sempre di più dei gadget diabolici, praticamente delle cose non dissimili da Frankenstein. Lo dico un po' scherzando, ma sono macchine che vivono di vita propria e che invece che stare ai nostri comandi ci tengono ai loro comandi. Questi due cambiamenti sono importantissimi e sono entrambi in evoluzione. Vi ricordo che Berlusconi, lo menziono con qualche imbarazzo perché mi piacerebbe che la sua esperienza non avesse lasciato le tracce importantissime che ha lasciato nella nostra vita pubblica e anche privata. Berlusconi è stato uno straordinario innovatore. Ricordate la campagna dei manifesti 3x6 in cui si presentava in 100 vesti diverse, inclusa quella, lo ricorderete, di presidente operaio. Presidente operaio. Su tutte le strade italiane c'è stata la sua immagine gigantesca con accanto scritto presidente operaio. C'è stata una canzoncina che esultava al suo nome, la ricorderete tutti. Ecco, io esitavo a menzionarla, che è stata suonata, cantata e danzata sui media di tutta Italia, inclusi quelli pubblici. Trump, sia pure su una scala enormemente maggiore, non ha fatto che riprendere le geniali trovate dell'insigne infermo attuale, il quale però, da insigne infermo qual è, non ha rinunciato l'altro giorno a fare un'uscita dello stesso tipo, in condizioni di salute visibilmente deteriorate, per non dir peggio. Ha voluto star lì 20 minuti con un eloquio affannoso e scombinato, creando così un meme, e così getto un amo verso la parte finale del tuo sottotitolo, e cioè il meme del malato grave, o se volete addirittura del morente che non di meno si dichiara al servizio della nazione. Quando mai una cosa del genere sarebbe accaduta, non dico 30 anni fa, ma soltanto 10 o 15 anni fa? Oggi si è creato un meme, lui non è l'innovatore in questo campo, che dice: se sei una persona nota e hai una malattia grave, invece di curartela nella più stretta riservatezza, mettila in piazza. Questo è un meme importante in cui Berlusconi si è inserito, innovando ancora una volta il suo straordinario catalogo di trovate nel campo del rapporto fra linguaggio e potere. È vero, vorrei tornare su questo episodio chiave, perché è vero, e ne parlavamo anche prima, cioè c'è tutto un retroterra, non nasce dal nulla questo, nella questione, nel cambio di paradigma, negli stili comunicativi, nelle retoriche, né il fatto della post-verità, su cui Anna Maria Lorusso ha scritto un libro illuminante, molto bello. Non nascono dal nulla, affondano le loro radici in un certo tipo di televisione, cioè, no? E prima ancora, risalendo indietro come tu hai appena fatto, Raffaele. Però secondo me, non so se siete d'accordo su questo, c'è un momento chiave nella storia recente in cui tutto questo esplode, perché ci sono i mezzi tecnici per farlo esplodere, e dove si incrociano in modo straordinario, anche perverso, con esiti politici pazzeschi, se ci pensiamo, che è il periodo che precede il 2016, cioè il periodo che precede le elezioni di Trump. È vero che tutto questo non nasce dal nulla e voi avete appena ricordato perché, ma lì perché questa data? Accade perché l'elezione di Trump nel 2016, il periodo precedente all'elezione di Trump
è un periodo in cui esplode una comunicazione in rete fatta appunto di meme, in cui l'alt-right, l'estrema destra americana, i sostenitori, i fanatici di Trump, si appropriano di un mezzo della rete che nasce in tutt'altro contesto, nei sogni dei garage californiani in cui si progettava il futuro orizzontale, democratico e tutto il resto. Il paradosso che avviene è che lì, proprio alla vigilia di questa elezione, questa parte, diciamo, questa parte dello spettro politico si appropria completamente di questo mezzo, lo usa in modo molto più pervasivo e molto più efficace, incrociando appunto, ma le cose probabilmente poi sono la stessa cosa e cercheremo di capirlo, un nuovo tipo di comunicazione che è appunto che nasce come ludica. Il meme è una cosa che fa ridere, no? Cioè, c'è un'immagine, una battuta, eccetera, e diventa invece strumento politico poi. Fatto in modo scientifico, perché la diffusione dei meme poi si è scoperto, sia per la questione della Brexit che per l'elezione di Trump, eccetera, c'erano dei chatbot addestrati apposta per creare questi meme virali, eccetera. Dove la questione, il cambio di paradigma, diciamo che si incrocia con il fatto che questo tipo di comunicazione, a proposito di verità, riesce a decostruire completamente ogni verità e ogni persino simulacro di verità, cioè entriamo veramente nella post-verità o nella falsità. Quindi se ne appropriano le sottoculture dell'estrema destra americana, se siete d'accordo, mi pare, alla vigilia delle elezioni di Trump nel 2016, con l'effetto che poi viene eletto un presidente che per una serie di ragioni che qui non staremo a riassumere perché sono talmente note, che sembra sceso da Marte, come un uomo così presidente della più importante potenza del mondo, è una cosa che fino a solo 5 o 10 anni prima nessuno in Occidente che avesse un minimo di raziocinio o di ragione residua poteva immaginare. Questo è successo. C'è un bel libro di questa giovane ricercatrice americana che si chiama Angela Nagle, che si intitola Contro la vostra realtà, che descrive questi passaggi, questa appropriazione, e lei parla addirittura, e anche qui vorrei sentire un vostro parere, anche se ormai parla addirittura di un'appropriazione da parte dell'estrema destra, in termini linguistici e cosa, un'appropriazione dell'idea gramsciana di egemonia culturale, un'egemonia culturale che l'estrema destra riesce di cui riesce ad appropriarsi attraverso nuovi linguaggi che sono di tipo completamente diverso ai linguaggi politici tradizionali. Ha un senso questo passaggio del 2016? Per voi ha la stessa importanza oppure siamo su una linea di continuità con quello che avete detto poc'anzi? Ma secondo me il passaggio, l'arrivo di Trump certamente rende particolarmente evidenti, anche ovviamente per le dimensioni e l'importanza mondiale del Presidente degli Stati Uniti, delle dinamiche che però si stavano appunto diffondendo e rafforzando da tempo. Da questo punto di vista, ad esempio, ritengo che sia stata molto più innovativa, nel vero senso della parola, l'incursione di Berlusconi, ad esempio. Trump, viceversa, mette a sistema, diciamo così, delle cose che stavano succedendo in quegli anni. Ad esempio, Trump è un presidente che ha un cursus honorum, per così dire, tutto nello spettacolo, nel business. La ragione per cui Trump aveva una dimensione pubblica negli Stati Uniti ed era come tale come dire, apprezzato, simpatico, e uso questa parola proprio volendo intendere simpatico con tutta la superficialità, quindi che questo può esprimere, veniva dal fatto che conduceva un reality talk show di straordinario successo, di Apprentice, quindi è un presidente che appunto fa precipitare, diciamo così, ed esalta dei meccanismi di qualificazione, valorizzazione, fiducia che passano ormai per
altre sfere che non sono più le sfere politiche e che quindi in questo senso non hanno veramente nulla a che fare con la forza, la giustificazione di argomenti, la chiarezza di politiche. È qualcosa di molto diverso ciò a cui Trump chiede di aderire, chiede una sorta di fede, cioè chiede Però è di anche, piacere. Maria, scusami, anche però è un'irruzione del falso. Certo, non è più pertinente. È un'irruzione del falso che è addirittura ostentato. Recentemente abbiamo visto, adesso che ci siamo un po' apparentemente detrampizzati, o l'America si è apparentemente detrampizzata, abbiamo visto che recentemente i dirigenti di Fox News sono finiti, cioè questo coinvolge non solo la rete ma anche i grandi canali televisivi che sono sì schierati, ma come dire, schierati da una parte politica, ma dall'essere schierati da una parte politica a fare deliberatamente una formazione in cui il falso domina senza nessun pudore, senza nessun ritegno, cioè questo è un passaggio, per questo dico che è un passaggio chiave. Posso evidenziare una cosa, il falso in quel tipo di modalità di politica, di paradigma, è quasi una categoria sbagliata, perché proprio Trump non si pone il problema della verità, cioè si sente autorizzato a costruirla lui una verità, e quindi è come l'adesione a un pacchetto completo su base del tutto emotiva, sulla anche rassicurazione, utilità emotiva che certi scenari hanno rispetto ad altri. Era molto più comodo pensare in certi momenti che la pandemia non fosse un problema. C'erano dati che dicevano il contrario, non importa, per alcuni era molto meglio pensare che non ci fosse. E Trump cavalcava questa strada, per citare la pandemia che è solo uno dei tanti elementi. Adesso ascoltare le cose che Trump dice sul riscaldamento del pianeta, le crisi climatiche, altro che negazionismo climatico, cioè lui dice che non è vero che le temperature sono cambiate, non è vero che non piove. Proprio pochi giorni fa ascoltavo un suo discorso in cui diceva non è vero che non piove, in questo momento sta piovendo, quindi piove. Ora, quando costruisci dei discorsi in questo modo non ti poni più il problema di dire il vero o il falso, stai costruendo una grande narrazione che deve essere convincente. Se convince funziona, è vera, è inventata, non importa, un po' come succede, continuo a dirlo perché è un tema che mi sta a cuore, naturalmente un po' come succede sui media, in cui che una cosa sia effettivamente vera o meno diventa quasi secondario, l'importante è che sia convincente, e questo è drammatico, questa è la svolta. Raffaele, poi mi permetto di ricordare che anche in questo campo il nostro Berlusconi è stato un innovatore. La scena del contratto con gli italiani la ricordiamo tutti, era chiaramente una bufala. Però non soltanto la televisione pubblica l'ha ospitata come cosa vera, ma lui stesso l'ha più volte menzionata come cosa vera. Non solo, a un certo punto, non ricordo bene la data, ha dichiarato insistentemente che l'80%, la cifra era questa, delle promesse che aveva preso, degli impegni che aveva preso nel contratto con gli italiani erano stati realizzati. Con l'aritmetica Berlusconi non andava molto d'accordo. È famosa una sua uscita della fine degli anni 90, quando disse che sotto il suo governo il 137% dell'immigrazione era calato. Qualcuno gli fece notare che ciò significava che un 37% di qualcosa era partito dall'Italia verso l'Africa. La scarsa familiarità con i numeri negativi fa questi scherzi, ma soprattutto la tendenza a inventare balle, perché poi la post-verità si riassume popolarmente con questo termine. La tendenza a inventare balle però non è così rozza. Mi fa piacere menzionare, perché è particolarmente intonato ai tempi, il fatto che in Russia Putin ha recuperato una fola
che, a quanto apprendo da libri bellissimi come questo di Benit Youngfeld, che si chiama L'idea russa, o un altro libro che mi è capitato di leggere in questi mesi, secondo me bellissimo, che si intitola A Story of Russia di Orlando Fikes, Putin ha rispolverato una dottrina ottocentesca, una fola ottocentesca, una balla ottocentesca, inventata da un ministro dell'educazione che si chiamava Uvarov, il quale, su richiesta dello zar di allora, che era un Nicola I, credo, di breve durata, inventò la dottrina nota come nazionalità ufficiale. Questa dottrina sosteneva che lo spirito russo, l'idea russa, come si intitola questo libro, sosteneva che lo spirito russo è incomprensibile e inafferrabile per gli occidentali perché unisce tre elementi che sono ortodossia religiosa, autocrazia politica, senso del popolo. Questi tre elementi sono gli elementi che Putin cita continuamente, avendo, come questo libro documenta, rispolverato teorici ottocenteschi, i quali, ignorando che la Russia ha vissuto per secoli sulla schiavitù, denominata più o meno castamente servitù della gleba, e sul potere assoluto della nobiltà sui servi e dello zar sulla nobiltà, rilancia questa idea della estranità della Russia all'Occidente, della superiorità dell'anima russa, del pericolo permanente che la Russia teme di essere invasa da forze oscure e così via. Queste sono grandi balle, non sono post-verità piccoline come quelle di Berlusconi o anche nella loro enormità quelle di Trump, che si possono facilmente sottoporre a fact-checking. A quello che raccontano gli specialisti di cose russe e sovietiche e di storia russa, questa idea russa, cioè l'idea che ci sia questa triade cruciale che determina l'atteggiamento dei russi e della Russia nei confronti di tutto il resto del mondo, questa è ancora presente e vivente. È una grande balla che ha alle sue spalle diversi secoli e agisce ancora. Nell'ambito di questa balla, e concludo, c'è una dottrina che risale al Dugin, il suo famoso teorico, spacciato un po' pittorescamente per filosofo. In realtà si tratta di un inventore di bufale storiche o geopolitiche. Secondo un'idea di Dugin che Putin riprende, l'Ucraina rappresenta un grave inconveniente per la Russia perché le impedisce l'accesso al Mar Nero. E la dottrina Putin pure è semplice, quindi questo accesso va guadagnato anche a costo di spianare l'Ucraina, perché l'idea fondamentale alla base della nazionalità ufficiale è che la Russia sia fatta di tre poli che sono Russia, Bielorussia e Ucraina. Come si contrastano queste cose? Gli storici sovietici l'hanno coltivata questa dottrina, gli storici occidentali la contrastano, ma in Russia nessuno si occupa degli storici occidentali. Questo per dire che esistono delle grandi balle che modellano la storia, che determinano tragedie e che si trascinano per secoli. Il trumpismo in fondo non è che una riformulazione aggiornata in termini mediatici, perché i media lì sono stati essenziali per crearlo e per diffonderlo, dell'idea che l'America sia in realtà un paese il paese dei bianchi, che i nativi americani e i neri siano lì soltanto a dar fastidio, a impedire l'accesso a questo e a quello, e che quindi vadano il più possibile tenuti a bada, se non, come si faceva una volta, eliminati. Tuttavia c'erano, è vero, vedo che ci sta appassionando molto la parte politica di questa vicenda. È implicita naturalmente, poi torneremo invece a capire meglio quali sono cioè c'erano tuttavia degli anticorpi, perché
No, rispetto alla veicolazione attraverso il linguaggio o i linguaggi del falso, al suo confezionamento così perfetto. Poi arriveremo anche ai problemi che aprono i nuovi sistemi di IA sul falso, perché è abbastanza importante. Io sento malissimo. È abbastanza importante capire anche... Scusa, vorrei chiedere al tecnico, è normale che io senta... Che tu mi senti adesso? Io sento indirettamente, non ti sento. Mi senti da là, sono là. No, sì. È normale questo? Dicevo, Scusami. c'è probabilmente però una scomparsa degli anticorpi rispetto alla veicolazione attraverso il linguaggio del falso, cioè c'è un abbassamento del sistema immunitario, diciamo, da parte dell'opinione pubblica, della società civile, chiamiamola che vogliamo, insomma, cioè è venuto meno quell'agire comunicativo di cui parlava Habermas, che tiene insieme in qualche modo, no, i vari aspetti delle istituzioni e della società, l'alto e il basso, eccetera, sembra dissolto, svanito in qualche modo, no, eccetera. Quindi, tornando al linguaggio, cioè in ogni azione linguistica del linguaggio c'è un emittente e un ricevente. Noi finora ci siamo abbastanza concentrati sull'emittente, cioè sulle trasformazioni del linguaggio, sulle veicolazioni del falso dal punto di vista dell'emittente. Ma cosa è accaduto al ricevente? Cioè perché le balle, tornando alla post-verità o alla non verità, perché questo tipo di linguaggio trova, diciamo, argini distrutti, trova un calo delle difese immunitarie? Cioè è successo... Pongo la domanda in un altro modo: è successo qualcosa solo di culturale in questi anni o è successo qualcosa di più profondo che chiamerei cognitivo con l'avvento delle tecnologie digitali? Come esternalità negativa della rete, che è una gran cosa per altri versi, ma come esternalità negativa della rete è avvenuto qualcosa che possiamo descrivere in termini di abbassamento di difesa dal punto di vista cognitivo, prima ancora che culturale? Cioè la incapacità di discernere perché abbiamo perso quella sequenzialità del pensiero logico, le cose... Posso rispondere io? Ti dispiace? Vai. È accaduto qualcosa? Sì, ovviamente. È accaduto che è nata quella che io chiamo la mediasfera. Cioè il fatto che noi siamo in ogni momento, compreso questo, circondati da media che ricevono quello che noi diciamo e facciamo, perché sono media audio e anche visivi, e prima o poi incorporeranno anche qualche altra dimensione sensoriale, e che ci rilanciano informazioni parlate, viste e di altra natura da tutto il mondo. Da tutto il mondo non significa da emittenti qualificate. Il punto delicato della mediasfera e che realizza l'ideale che gli antichi consideravano positivamente, e cioè l'isegoria. Isegoria era un ideale politico a cui si tendeva nelle democrazie greche, consistente nel fatto che qualunque cittadino potesse liberamente prendere la parola. Uguaglianza di accesso alla parola. Oggi questa cosa è realizzata. Però è realizzata nella maniera che vediamo. Umberto Eco fotografò questa situazione con una formula che è diventata a sua volta un meme, cioè significa che tutti gli imbecilli possono dire la loro, prendere la parola e farla circolare mondialmente, sotto forma di verbalità, sotto forma di visualità e in tutte le altre forme in cui i media si realizzano. Quindi l'apertura incondizionata, incontrollata e non amministrata dell'accesso mediatico, dell'accesso della parola ai media, fa sì che il livello generale della qualità della comunicazione si abbassi, visto che non c'è più nessuna istanza di controllo e di ispezione. Non c'è nessuno che dica, come una volta nelle classi delle scuole in cui ho studiato io, stai dicendo una cosa sbagliata, oppure più rudemente stai dicendo una sciocchezza. Qualunque cosa può essere buona. Naturalmente possono esserci ad altri livelli reazioni indirette, ma nel frattempo la bufala ha circolato,
l'idea che ci siano scie chimiche nel cielo circola in tutto il pianeta da diversi anni, da diversi forse decenni. L'idea che i vaccini facciano male è arrivata a lambire alcune persone vicine a me, creando grave turbamento nella mia famiglia. E tante altre cose di questo genere, perché per citare un altro libro interessante che è stato tra i primi a descrivere l'etologia della medialità, quello di Shirley Turkle, Insieme ma soli. soli ma insieme. L'utente dei media è solo ma si illude di stare insieme, e siccome è solo illudendosi di stare insieme può produrre qualunque tipo di messaggio senza che nessuno gli dica fermati, arrestati, basta. In questa scia si sono inseriti i potenti, i poteri, i potentati, approfittando del degrado generale della qualità del controllo per inserire anche i loro memi, o come io preferisco chiamarli senza troppa terminologia di copertura, le loro balle, le quali sono, come ho detto, a differenza di quelle più innocue dei singoli, molto molto più pericolose. Anna Maria. Naturalmente quello che ha detto Raffaele mi trova totalmente d'accordo, aggiungo, evidenzio qualche nota a margine, diciamo così, della dinamica che ha già chiaramente descritto. In questo, appunto, nel momento in cui tutti abbiamo la parola e in cui quindi non c'è più quella distinzione tra emittente e ricevente di cui si parlava prima, perché tutti siamo al contempo emittenti e riceventi, comunque nascono diversi problemi. Innanzitutto noi oggi siamo continuamente sollecitati a reagire, quindi non è solo che possiamo prendere la parola, ma siamo sollecitati a prenderla, siamo sollecitati a dire la nostra assolutamente su qualsiasi cosa, e questo tutti noi qui dentro e anche quelli che stanno fuori lo hanno esperito nelle proprie giornate, cioè non è più previsto che uno possa dire su questo non ho un'idea perché semplicemente non è il mio campo di competenza. I social sono un meccanismo per cui sei continuamente sollecitato, funzionano così, sono algoritmi, non è una attribuzione, diciamo così, è un funzionamento che è nel dispositivo che regola questi canali mediatici. In questa sollecitazione costante a cui siamo sottoposti è chiaro che non ha più ragione d'essere nessuna idea di expertise, per cui lui diceva il controllo, prima c'erano degli spazi e delle persone che potevano dirti guarda, questa è veramente una stupidaggine. Oggi l'idea di appunto di esperto di qualcosa e quindi di soggetto autorevole a parlare in un certo campo e non in un altro è completamente abbandonata, perché appunto è stata questa illusione democratica per cui l'illusione dell'orizzontalità che è stata salutata all'inizio come un grande sogno di democratizzazione, in realtà ha sortito questo effetto di abbassamento piuttosto radicale appunto dell'informazione. Aggiungo un'ultimissima cosa, la velocità. Non solo siamo tutti chiamati a reagire, sollecitati a reagire continuamente, ma tutto questo avviene in tempi e modi, vorrei dire, che sono ben lontani da qualunque ragionamento, dal tempo del ragionamento, per cui siamo bombardati di cose, per cui rispondiamo in qualunque situazione ci troviamo, per cui sono su un autobus, sto correndo in stazione, sono a pranzo con degli amici e comunque reagiamo. E ripeto, lo dico veramente sapendo che sono anche io la prima a farlo, cioè penso che siano comportamenti di cui nessuno di noi è esente, su cui però ci dovremmo interrogare, perché alimentiamo noi stessi poi questi flussi di disinformazione o di abbassamento. E tutto questo appunto è la logica delle
reazioni, non la logica dei giudizi. Ogni tanto è stato rilevato, quindi non dico una cosa originale, però penso che sia appropriato ricordarlo, la prima reazione a cui i social ci hanno abituato è mi piace, non mi piace, like, dislike, che non ha niente a che fare con l'articolazione di un giudizio. È molto difficile ricondurre tutto al mi piace, non mi piace, ed è pericolosissimo abituarsi a pensare così. Però è questo quello che sta succedendo. Io molto spesso lo percepisco anche in università, cioè con gli studenti, nel senso che chiedere un'opinione articolata, innanzitutto, in prima battuta è un mi piace o non mi piace, ma non è quello il punto. Delle cose possono non piacerti e avere una struttura di plausibilità che devi riconoscere, dovresti riconoscere per poter confrontarti davvero. E questo è esattamente a questo, Anna Maria, a cui mi riferivo quando prima parlavo del fatto di una modificazione più profonda che non è solo culturale, ma è proprio, direi, quasi neuronale, cognitiva, cioè il fatto, noi ci preoccupiamo tanto del fatto dei dibattiti di questi giorni su ChatGPT eccetera eccetera, una macchina che la superintelligenza, ci preoccupiamo molto del fatto che la macchina diventi intelligente come noi, che pensi come noi, mentre quello che sta accadendo è che noi stiamo pensando come la macchina. Per questo prima parlavo di una modificazione dal punto di vista cognitivo, cioè quello che tu spiegavi nel libro che ho citato prima, ma anche in lavori successivi, Raffaele, cioè il passaggio da un tipo di intelligenza sequenziale, cosiddetta, che è quella della scrittura, a un tipo di intelligenza click, sì, no, eccetera. Ci sono anche degli studi su questo che sono stati condotti addirittura a livello di neuroimaging, no? Da neuroscienziati, con una specie di tac cerebrale, messo un soggetto in un contesto digitale, messo in un contesto tradizionale, che fotografano in qualche modo le aree cerebrali che si attivano in quel momento, mentre quindi siamo passati, quello è quello che uno studioso dei nativi digitali dell'Università Bicocca di Milano ha chiamato l'opzione click. È questo che sta avvenendo, sì, no, cioè siamo noi che assomigliamo alla macchina, il codice binario 0-1, sì, no, no? È questo probabilmente che sta accadendo. Per quello io prima cercavo di capire, per tornare al discorso politico, all'informazione, alla facilità di veicolazione del falso, eccetera, eccetera, se non c'è il calo delle difese immunitarie di cui parlavo prima, e questa perdita della sequenzialità in favore dell'acquisizione di un sì-no 0-1, no, dell'opzione click, cioè si sta modificando in qualche modo l'intelligenza, non è una macchina che diventa, adesso banalizzo un po', non la macchina che diventa intelligente come noi, ma noi che cominciamo a ragionare come la macchina. Almeno ragionassimo come la macchina. In realtà è molto peggio, perché, per riprendere ciò che diceva Anna Maria Lorusso poc'anzi, uno degli effetti tipici della socialità dei media è che il tuo silenzio favorisce delle supposizioni. E allora, se per esempio una persona, posso anche dire, se per esempio io, che ho un certo numero di followers, lo dico un po' arrossendo, però io sono lì come Woody Allen nel negozio di porno stampa, sono lì per studiare il fenomeno. Se io, no, ti ringrazio, vi prego di considerarla una pura analogia. Se io non mi pronuncio su un certo tema, qualcuno dice, beh, allora abbiamo capito che la pensi così. Vi faccio due esempi. Uno è storico e quindi non suscita più, spero, nessuna emozione. Quando Renzi ci trascinò in quello che io considero l'orribile esperienza del referendum, io esitai a pronunciarmi pubblicamente, tanto nei media quanto su quelle forme di stampa a cui ho accesso, e qualcuno mi disse: tu non ti pronunci perché sei contro. Io in realtà ero contro, lo sono ancora, però il silenzio abilitò una supposizione. Secondo esempio più recente, sull'affare ucraino,
sebbene come avete visto l'abbia un po' studiato, non sono assolutamente in grado di prendere una posizione, perché lo sento così carico di implicazioni, di variabili storiche, linguistiche tra l'altro numerosissime e di altro genere, che io non so da quale parte stare. So certamente che c'è una parte che sta soffrendo e l'altra che la sta opprimendo, ma non so da che parte dire che sta la ragione. Posso anche dire, è una formula che ogni tanto uso per chiarirmi le cose o forse per assolvermi, dal punto di vista diacronico hanno ragione tutte e due, dal punto di vista sincronico no. Questa distinzione mi aiuta anche a classificare un altro tema sul quale sono stato il mio silenzio e il silenzio di tanti altri è stato interpretato in un modo piuttosto che nell'altro, che è il problema israelo-palestinese. È chiaro che lì, dal punto di vista diacronico, hanno ragione gli uni, non dico quali. Gli uni. Dal punto di vista sincronico hanno ragione gli altri, sì, è proprio così. Questa è una cosa. La seconda cosa più linguistica con la quale concludo questo intervento è la seguente. La isegoria, l'accesso universale di chi che sia a qualunque media, per dire che sia, ha prodotto un collasso della stratificazione dei codici, per cui tutti ormai si esprimono a un solo livello linguistico. Il livello solenne, formale, semiformale, deferente, familiare, affettuoso, colloquiale, si sono schiacciati. Questo è un fenomeno internazionale dell'Occidente. Si sono schiacciati su uno solo. Ormai ci si esprime esclusivamente a un livello colloquial giovanilistico, i giovani, i vecchi, i politici, gli insegnanti, gli scienziati, tutti quanti. Il livello è appiattito, non c'è più stratificazione di codici. Questa, per uno come me che studia questi problemi professionalmente, è una novità al tempo stesso eccezionale e catastrofica. Come ti scrivono i tuoi studenti per mail? Ciao. Salve professore. Oh, ciao. L'altro giorno mi arriva una mail di una mia antica laureata. Concludo con questo perché è divertente nella sua tragica pregnanza. Caro professore, l'altro giorno in TV ho visto una cerimonia a Roma 3 e ho visto di spalle una bella capoccetta bianca. Era forse lei? Questa è una mia laureata di 20 anni fa, quindi è una signora di 45-50 anni. Tra l'altro, essendo mia laureata, io mi lusingo di pensare che sia un pochino meglio degli altri, ma non è cattiva, è che i suoi codici si sono appiattiti. Lei ritiene che quello sia un buon codice per il professore. Ne ho decine di esempi, una volta ne farò una raccolta, ma questo che noi adesso accogliamo come una risata è un fenomeno di straordinaria gravità, perché è un cambiamento importantissimo nella possibilità dei codici verbali di stratificarsi a fisarmonica quasi illimitatamente. Anna Maria. Aggiungo una cosa, questo problema dell'appiattimento dei codici che appunto sperimento anche io giornalmente, soprattutto appunto nell'interazione con i ragazzi, con gli studenti, ovviamente è uno degli aspetti, uno dei vari aspetti di questo appiattimento delle articolazioni, cioè il problema è che non sappiamo più articolare, non sappiamo più articolare a livello argomentativo, non sappiamo più articolare a livello lessicale retorico, diciamo così, e quindi appunto tutto è appiattito su uno stesso livello. Ma volevo aggiungere un'altra cosa a cui mi ha fatto pensare adesso questa appunto riflessione sui silenzi che vengono interpretati comunque come delle implicite prese di posizione e quindi in qualche modo abbiamo un disagio verso il silenzio a cui dobbiamo dare il più presto possibile un significato perché non siamo più in grado di gestirlo. Ecco, un'altra cosa che non siamo assolutamente più in grado di gestire proprio perché ci manca una capacità di articolare
è la gestione dell'incertezza, che naturalmente ha anche a che fare col silenzio. I due esempi che Raffaele Simone ha fatto vanno in quella direzione. Credo che la pandemia da questo punto di vista sia stata veramente esemplare, perché anche i discorsi medici, specialistici, politici, nella misura in cui ovviamente il politico gestisce un problema sanitario delle dimensioni della pandemia, si sono in qualche modo adattati alla grammatica dei media. Tutti sono andati in televisione, era necessario che ci andassero perché appunto c'era un problema di comunicazione, tutti hanno usato i social in modo intensivo, vorrei dire, e anche persone che evidentemente non erano abituati a farlo, ripeto, medici, scienziati, politici. Uno dei grandi effetti o delle grandi distorsioni, a mio avviso, che è emersa da questo spostamento di spazio, da questo incrocio di spazi, è che in un talk show, appunto nella logica televisiva e tanto più poi sui social, appunto, che funzionano col mi piace e non mi piace, non c'è spazio per l'incertezza, non c'è spazio per quell'incertezza che è costitutiva del progresso scientifico, della ricerca scientifica e che non poteva non esserci in quei momenti, perché come dire, gli scienziati seri e i medici seri potevano solo dirti che non sapevano sostanzialmente, perché questa era la realtà, ma naturalmente non potevi andare in uno spazio mediatico a dire quello che non sapevi, perché proprio, ripeto, la grammatica dei media non lo prevede, non lo tollera, non lo sa gestire, non è abituata a gestire quella complessità. Quindi di nuovo ci appiattiamo su un registro di tante affermazioni perentorie che poi si contraddicevano da una settimana all'altra o da un mese all'altro, per cui prima l'affermazione perentoria era le mascherine non servono, poi le mascherine sono necessarie, il risultato sfiducia nel discorso sanitario. Ma questa sfiducia che poi appunto nasce e si è diffusa in modo più che preoccupante, come dire, forse la dobbiamo ricondurre anche a un'incapacità di gestire aspetti del pensiero e del pensiero critico, vorrei dire, della riflessione, che non sono solo bianco e nero, sino appunto binari, ma hanno tanti grigi, tante evoluzioni ed è normale appunto che ci siano incertezze, silenzi, cautele e forse questo avrebbe garantito più credibilità, invece è stato uno dei tanti aspetti che proprio si è completamente evaporato, diciamo così. Hai parlato di grammatica dei media, credo, se non ho capito male, che hai usato il termine in modo, non dico metaforico, ma un po' traslato, ma la grammatica, per citare un libro di Raffaele recente, che si intitola appunto La grammatica presa sul serio, è una cosa seria. È una no? cosa seria, per, sì. per un linguista soprattutto la grammatica è una cosa seria. Ma Allora, anche per i parlanti normali. anche per i parlanti normali, ma allora esiste o esisterà o si sta evolvendo, si sta formando qualcosa che possiamo chiamare grammatica della rete? Cioè c'è una nuova grammatica che sta emergendo insieme ai già emersi nuovi media o è un'ipotesi un po' balzana? Ma io non ne so abbastanza perché di social ne seguo uno e mezzo, però qualche riflessione generale l'ho fatta e direi, per esempio, basandomi su Facebook, che conosco ormai abbastanza bene, quello che la gente fa quando si accede a questo mezzo, gli atti che la gente compie, noi diremmo gli atti linguistici che la gente compie, sono tipicamente dei tipi seguenti. Primo, esibizione di sé, che significa piccoli diari frequentissimi anche per persone ben nate, esibizione del gatto, fotografia di quello che si sta mangiando, racconto di come è morta la nonna,
e così via, cioè esibizione di sé nelle varie dimensioni del sé. Secondo, atto iussivo permanente. Correte subito a vedere questo film, frequentissimo. Ci farete caso anche voi, vi vedo ammutoliti, ma probabilmente perché questa cosa ve la siete trovata davanti più volte. Correte immediatamente, non potete fare a meno di leggere, visitare, vedere, andare. Posto imperdibile, non potete mancarlo. Terza cosa, aggressività e sottilizzazione e pel nell'uovo. Qualunque cosa uno dice, c'è qualcuno che, non cogliendo il focus specifico del discorso, perché l'accesso ai media è defocalizzato, non cogliendo il focus, prende una parola marginale e ci costruisce sopra un attacco. Quindi aggressività spesso fondata su dettagli marginali. Quindi io direi esibizione di sé, narcisismo, nelle sue varie forme e accezioni, iussività permanente, fate questo perché io l'ho fatto o anche perché io non l'ho fatto ma ritengo che dobbiate comunque farlo, defocalizzazione, cioè perdita del focus. Siccome far capire il focus nell'educazione, per esempio, è un'operazione complessissima, cioè far capire qual è la cosa veramente importante che sto dicendo, che cosa intendo dire con la tale cosa o che cosa intende dire il tale autore, che cosa intende fare la tale operazione, eccetera. Sono tutte conquiste dell'educazione e anche dell'argomentazione. Il fatto che questi media contribuiscono a quella che chiamerei appunto defocalizzazione, cioè scarsa preoccupazione per il focus, mi pare un aspetto della grammatica ormai consolidato, ma al tempo stesso una delle tante dimensioni del degrado cognitivo a cui ha fatto cenno così spesso tu. E aggiungerei, non so se Anna Maria è d'accordo, tra gli effetti che tu hai descritto nell'elenco che tu hai fatto, anche una involontaria parodizzazione di se stesso. Cioè uno nell'uso intensivo dei media, uno tende, appunto perché tende a diventare presso gli altri che lo guardano nel panoptico digitale c'è un effetto di autoparodia, non siete d'accordo? Involontaria. Ecco, involontaria forse, nel senso che spesso penso che sui social in realtà le persone si prendono veramente molto sul serio, e questo ha a che fare con il narcisismo per cui faccio vedere il mio gatto o quello che sto facendo, quindi tutti si prendono molto sul serio, per cui non sono autoironici per lo più. Dopodiché l'effetto che ne viene fuori per un occhio critico è diciamo l'effetto macchietta in questo senso, In questo senso. però è come dire, una specie di effetto collaterale a mio avviso. Invece nelle intenzioni mi sembra appunto che ci sia una financo eccessiva presa sul serio di se stessi. Volevo aggiungere anche qui un'osservazione stimolata dalle cose che ha detto Raffaele Simone, dalla domanda sulla grammatica, se esiste una grammatica dei social media, ad esempio. Per rispondere in modo secco, come fanno i social, direi di no. Direi di no nel senso del non ancora, perché poi le regole si assestano nel tempo. Una grammatica è fatta di un sistema che si assesta appunto attraverso dei processi, e ad esempio mentre sul mezzo televisivo secondo me è molto più strutturata, è molto più descrivibile, probabilmente sui social siamo ancora in una fase di grande mobilità. Tuttavia, pur quindi non vedendo ancora la possibilità di una descrizione, diciamo così, precisa, penso però che alcune
alcune evidenze iniziano a emergere. La distinzione di atti linguistici, che è appunto una categoria della filosofia del linguaggio, che ha fatto prima Simone, ci porta in questa direzione. E lo sottolineo perché? Perché una delle cose che a me veramente suscita una reazione negativa abbastanza accesa e ricorrente è che di fronte al cosiddetto problema o emergenza della disinformazione, le fake news, le bufale, eccetera, eccetera, fin qui l'antidoto, la soluzione, la terapia è stata individuata, vorrei dire esclusivamente, nel fact-checking, come fosse appunto la medicina. Ora, che il fact-checking in quanto pratica di verifica delle fonti, della correttezza delle informazioni sia essenziale, mi pare ovvio. Vorrei dire che lo trovo un fatto dovuto, che fa parte da sempre della deontologia dei giornalisti, e oggi che abbiamo una pratica più diffusa e noi anche come interpreti siamo più direttamente coinvolti, abbiamo anche noi questo dovere che, ripeto, mi sembra però livello zero, per così dire, il grado zero della consapevolezza. Quindi non si possono investire fondi e politiche, e invece è quello che si fa, fondi nazionali, fondi europei, tutti pensati per migliorare il fact-checking, perché quello deve essere fatto sempre di default, ripeto, come pratica deontologica. Penso che sarebbe infinitamente più utile investire su un'educazione, ad esempio nelle scuole. Nelle scuole gli studenti di qualunque ordine e grado non hanno un'educazione ai media, e questo non in termini, non solo, non primariamente in termini etici, non sto parlando di quello, sto parlando di grammatica, cioè sto parlando di dare agli studenti, da quando sono bambini e quando poi arrivano all'università, degli strumenti, delle categorie analitiche per capire che ad esempio i social funzionano così, ci sono degli atti ricorrenti, ci sono delle formule ricorrenti, che appunto la logica della reazione non è la logica dell'argomentazione, eccetera, eccetera. Questo, studiamo la grammatica italiana, dovremmo studiare anche una grammatica dei media. Se non lavoriamo su questo, non c'è fact-checking, a mio avviso, che possa risolvere le questioni. Allora, manca solo qualche minuto, vorrei fare un'ultima, sottoporre una suggestione, un mio pensiero e sottoporvelo, ne accennavamo anche prima chiacchierando. In questa grande trasformazione che stiamo vivendo c'è anche una modificazione dell'interazione, del modo in cui usiamo il linguaggio tra la modalità, diciamo così, orale e quella scritta, con un passaggio dalla forma orale, parlo delle comunicazioni individuali in questo caso e non politico, con un passaggio sempre più evidente a una forma scritta. La gente ormai non si telefona più, ma 9 volte su 10 si manda un messaggio e quindi digita o scrive qualcosa su un dispositivo che è in tasca. Che cosa succede in questa modificazione tra oralità e scrittura nella comunicazione interpersonale? Io ho l'impressione, ma vorrei da voi un parere per capire se questa impressione si basa sul nulla o su qualcosa che invece è in atto, che in questo passaggio noi perdiamo qualcosa sia sul versante della comunicazione orale sia sul versante della comunicazione scritta. Cioè nel momento in cui usiamo, per così dire, un'oralità scritta, che non è una comunicazione né scritta né orale, ma è un'oralità scritta, perdiamo l'immediatezza dell'oralità, che è fatta di tanti sottocodici, oltre a quello linguistico in senso stretto, perché mentre io parlo con te, ma anche se parlo al telefono, sento la tua voce, sento la tua intonazione, c'ho un tipo di rapporto. Se ti parlo guardandoti, c'è un tipo di rapporto anche visivo con l'espressione del tuo viso, eccetera. Quindi da un lato perdiamo sul fronte dell'oralità, dall'altro
la sciatteria dell'oralità che diventa scrittura, perdiamo anche sul fronte del rigore della scrittura. Che rapporto c'è tra oralità e scrittura in questo passaggio delle comunicazioni interpersonali? Beh, io credo che non ci sia mai stata un'epoca come questa in cui si sia scritto tanto È così male. e al tempo stesso si sia così degradata la capacità di scrivere e di leggere. Quindi è un incrocio diabolico quello che si sta realizzando. Però anche qui i media hanno cominciato per essere mezzi scritti essenzialmente, ma la trasformazione è evidentissima. Intanto nella scrittura si sono, come accennato, inseriti, anche per l'effetto di schiacciamento dei codici che ho detto prima, una quantità di modi del parlato. Quindi io direi che la scrittura si è largamente oralizzata. Questo che dicevo. Un esempio banale di questo è il fatto che anche noi nello scrivere inseriamo continuamente faccine, perché siccome la nostra scrittura è frettolosa ormai e quindi la sua espressività è scarsa, per recuperare espressività inseriamo faccine per far capire all'interlocutore qual è la tonalità in cui deve intendere ciò che stiamo dicendo. Questa è una resa da parte di chi scrive, perché il bravo scrivente, non dico lo scrittore, ma il bravo scrivente riesce con un mezzo tutto sommato dimidiato qual è la scrittura a esprimere la maggior parte delle cose che esprimerebbe parlando. Intonazione, tono della voce, se è arrabbiato e contento, e tutto quello che normalmente noi cataloghiamo nell'ambito del cosiddetto paralinguistico, che serve a colorire ma anche a rendere pertinenti i nostri messaggi. Oggigiorno anche questo si sta attenuando perché l'enorme uso delle comunicazioni in video e dei messaggi vocali, detti brevemente un vocale, i vocali, quando un sintagma perde la testa nominale vuol dire che ormai è autorizzato, no? È come il frontale che è uno scontro, il vocale è un messaggio. I vocali e la comunicazione in video stanno recuperando ancora più spazio alla oralità. Quindi siamo sul punto di una lotta, secondo me, a ferri corti fra la scrittura, o se volete la scritturalità, sulla quale la civiltà del pianeta si è costruita per 2000 anni, e una rivalsa gigantesca della oralità. La cosa la vorrei comunicarvela con la sua solennità, perché si tratta di un cambiamento importantissimo. Il fatto che i codici siano appiattiti significa, l'ho accennato prima, che si sono appiattiti sul parlato, anzi su un parlato andante, diciamo pure, di basso livello. Il fatto che i media si stiano oralizzando riprende questa dinamica, la trasporta in un ambito tecnologico e riduce gradualmente la parte che noi dedichiamo strettamente allo scritto. Del resto, il mio programma di posta elettronica, che è Outlook, permette di dettare. Cosa che io ogni tanto faccio, rimanendo sorpreso della precisione con cui trascrive, e ancora debole sulla punteggiatura perché non obbedisce all'istante ai miei ordini, però prima o poi noi non scriveremo più le mail, le detteremo direttamente e probabilmente con l'andare dell'intelligenza artificiale dovremo dire soltanto il nome del destinatario, ci uscirà la sua fotografia come indirizzo e tutta la sua biografia come allegato. E anche quello che noi vorremmo dirgli. Beh sì, è anche quello che non è corretto, perché io sono stato recentemente mi sono stati attribuiti i natali napoletani da ChatGPT, cosa che non mi dispiacerebbe, ma purtroppo non è vera, e mi sono attribuiti studi all'Università di Bordeaux, che anche questo non è vero, quindi c'è qualcosa ancora che non va, però miglioreranno sicuramente. Io vorrei concludere con una frase di Luc Debord che io trovo bellissima e esprime... Debord? È una frase del 75, quindi in epoca premoderna, nel suo straordinario libretto La Société du Spectacle, la società dello spettacolo. Debord dice a un certo punto: il vero è una forma del falso. Bellissimo. Volevi chiudere? Chiudiamo con Debord.
Allora io vedo lampeggiare un tempo zero, che non so in termini cosmici cosa significhi, ma significa sicuramente che è finito il tempo e non so se c'è tempo. No, più che domanda secca, il titolo del mio breve intervento è La cultura ci rende liberi. Poco prima, l'anno prima che venisse eletto Berlusconi, avevo fatto i corsi di PNL, comunicazione, e quando lui è apparso ho capito che lui stava vendendo aria fritta, perché avevo preso una specie di patente per capire come funzionano queste cose. È una materia che bisognerebbe insegnare a scuola. Non si è capito l'inizio, scusi, deve parlare, non abbiamo capito quasi, può ripetere chi vende aria fritta? No, nel senso, quando l'anno precedente all'elezione di Berlusconi avevo fatto dei corsi ad alto livello di comunicazione, PNL, quindi quando lui è apparso vendendo le sue aria fritta, la chiamo io ho capito cosa stava facendo, perché avevo preso una specie di patente. Salvini a sua volta era affiancato dall'esperto in comunicazione e andava avanti a slogan, per cui chi ascolta riempie di contenuto. Dice, è vero, è quello che io aspetto. È una materia che si dovrebbe insegnare a scuola come funziona la comunicazione, e questo renderebbe molto più libere le persone. Non era una domanda e quindi ne prendiamo atto. Vasto programma, la battaglia è perduta, anzi la guerra. C'è qualche altra? No. Bene, allora direi che vi ringraziamo. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi per essere intervenuti. Grazie.